Sfida a 5 a Loreggia, dove gli abitanti sono chiamati a scegliere l'erede di Maria Grazia Peron, sindaco del comune per 10 anni. In corsa l'attuale vice sindaco Fabio Bui, che guida la lista Loreggia Domani. Funzionario dell'ULSS 15, sposato e padre di 2 figli, Bui è stato coordinatore dei sindaci in lotta contro il patto di stabilità. Non possiamo dire quello che ci piacerebbe fare perché non è possibile. La mia priorità, piste ciclabili, sistema di piste ciclabili su via Tolomei, che da 1 anno e mezzo aspetta la partenza a questo lavoro. È un commercialista sposato e padre di 2 figli, Luciano Coletto, assessore alle attività produttive Loreggia dal 90 al 95, è candidato per il futuro e sulle nostre spalle Lega Nord e Liga Veneta. Vediamo nella forte immigrazione e nella esplosione demografica del comune alcuni problemi che sicuramente bisognerà discutere andando avanti per i prossimi 10 anni e da sistemare. Quindi innanzitutto la sicurezza, la viabilità. Architetto, sposato, un figlio piccolo e uno in arrivo, Nicola Gardin si presenta come candidato di Veneto Stato. Le priorità sono andare contro questa crisi con delle operazioni che sono, copiando un po' quello che hanno fatto gli altri sindaci nel Bellunese, andare contro l'Equitalia, togliere tutte le risorse che possono avere per andare sempre contro il cittadino. Avvocato, sposato con un figlio, Pierluigi Riondato guida la lista alla svolta. Già assessore nel vicino comune di Piombino Dese, Riondato 10 anni fa è stato tra i fondatori del Parco Sile. Noi rinunceremo a qualunque indennità, a qualunque compenso e per la carica di sindaco e di assessori e dei consiglieri, il che significa 300.000 euro in più a fine mandato nelle casse del comune. Architetto libero professionista, sposato con 2 figli, Gianluca Squizzato è assessore uscente alle politiche sociali e alla sanità della Giunta Peron. Guida la lista Riprese Futuro. Poi abbiamo suddiviso il territorio comunale in 7 quartieri, 2 a Loreggiola, la frazione, e 5 qua nel capoluogo a Loreggia, in modo da realizzare i cosiddetti comitati dei quartieri. Sono degli istituzioni che noi riteniamo indispensabili per avere un maggiore rapporto diretto con la popolazione.